I medici di base sono in continuo calo, le zone carenti sono cresciute invece di ridursi, anche prendendo a riferimento il nuovo ruolo unico che aggrega sia i medici di base che i medici di continuità assistenziale con altri criteri. Da parte della stessa regione viene quantificata una carenza di incarichi. Le cure primarie in Veneto sono sempre più in sofferenza, è quanto emerge dall'aggiornamento sul sistema sanitario territoriale presentato da IRES Veneto. Dal 2020 al 2024 i medici di medicina generale sono diminuiti di 349 unità, mentre i pediatri di libera scelta sono calati di 46. Aumentano le zone carenti, che a fine 2024 toccano quota 728, e gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, arrivati a 669 più 254 rispetto al 2019. Più drammatico ancora il quadro del nuovo ruolo unico: 1943 incarichi vacanti a maggio 2025, con una media di 1524 assistiti per medico, che in alcune aree supera i 1700. Il Veneto registra uno dei carichi assistenziali più alti d'Italia, con gravi ripercussioni sulla qualità e tempestività delle cure. Gli interventi fatti fino a oggi non solo non garantiscono, ma rischiano anche di aumentare le difficoltà dei cittadini rispetto ad avere un medico di fiducia e ad avere un servizio di 24 ore al giorno. Nel 2025 si attendono 1018 pensionamenti a fronte di appena 862 nuovi ingressi nella professione. Non aiuta la scarsa attrattività del corso di formazione per la medicina generale, scelto da soli 146 su 248 candidati nel 2024, penalizzato anche da una borsa annua di 11.000 euro, meno della metà rispetto agli altri corsi di specializzazione. Alla Regione Veneto chiediamo di intervenire tempestivamente e urgentemente, innanzitutto garantendo una maggiore attrattività ai corsi di formazione specifici per medici di base, a partire appunto da un innalzamento dell'erogazione economica che viene data, che è di meno della metà attualmente rispetto alle altre specializzazioni.